Con l'aumento del prezzo della benzina cresce l'esodo degli automobilisti in Slovenia e Austria per il pieno. Si risparmiano fino a 60 centesimi al litro e i gestori della regione tremano. Piccoli imprenditori al bivio per il calo bollette, o si aumentano i prezzi o si lavora meno, e c'è chi per i costi triplicati tiene aperto solo il fine settimana, come il presidente di Confcommercio di Tarvisio. Il procuratore aggiunto di Udine ha chiesto una condanna di 9 anni e 6 mesi per Emanuela Petrillo, l'assistente sanitaria accusata di aver finto di vaccinare centinaia di bambini tra Veneto e Friuli. Il recupero di abitazioni nella zona di San Domenico a Udine è sempre più vicino. Il Ministero ha confermato il finanziamento di 15 milioni. Gli incontri con i cittadini che dovranno trasferirsi si concluderanno a fine mese. Il recupero del turno saltato per Kobe della Web Gesteco. Cividale affronterà Bergamo. L'andata era stata l'unica squadra ad aver battuto le Eagles, che ora con una vittoria potrebbero chiudere un cerchio perfetto. Buonasera, ben ritrovati a un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Circa 60 centesimi al litro, il risparmio del costo della benzina subito dopo il confine in Austria, e così dallo scorso weekend è scattato il carburante tour, ovvero friulani in gita oltre confine per riempire il serbatoio a prezzo scontato. 2,009 euro al litro contro l'1,487 euro al litro. Questa è la differenza di prezzo per la benzina al servizio, esattamente a 8 km da un distributore di Tarvisio, quello subito dopo il confine in Austria. E così, soprattutto nell'ultimo weekend, è andato in scena il carburante tour, quando i friulani scelgono di andare all'estero, ma a 2 passi da casa, per fare shopping o una passeggiata, approfittando per riempire il serbatoio a prezzo scontato. Basta sconfinare ed ecco che in Austria la benzina si trova a 1,487 euro litro, mentre il diesel arriva a 1,467 euro litro. I gestori dei distributori dei carburanti nella fascia confinaria lamentano l'aumento del prezzo del carburante, oltre a registrare la perdita dei clienti recuperati nel periodo Covid, ovvero da quando i confini con Slovenia e Austria erano chiusi e non si poteva raggiungerli per fare rifornimento. Alternativa all'Austria per risparmiare sul pieno è la Slovenia. Siamo andati a verificare. 1,4 euro al litro per il diesel e altrettanto per la benzina. In Slovenia il carburante conviene decisamente, nonostante una riduzione iniziale causa Green Pass obbligatorio per pagare. Il via vai oltre confine di persone nella provincia di Trieste che vanno a fare il pieno è costante anche in un martedì mattina. Del resto, con il costo di 2 euro al litro, in Italia, al servito, dove per un pieno da 42 litri di euro ne servono 87, è difficile immaginare il contrario. Va un po' meglio con la famosa tessera per l'agevolata, che consente di pagare 1,59 euro il litro il diesel e 1,62 euro il litro la super. Cifre comunque lontanissime dall'essere convenienti. In Italia resta alta la presenza degli scooter, del resto il consumo è contenuto e la strada da fare, in proporzione, è troppa, ma per le auto il rapporto è impietoso e al netto della carta carburante il privato privilegia oramai il carburante sloveno. Pensare che più di qualcuno aveva promesso di ridurre le tasse, ma al momento tutto tace. È come scherzava un triestino: se vuole riprendermi mentre piango, mentre pago, non si faccia problemi. E sono molto preoccupati i gestori degli impianti di carburante della regione, in particolare quelli che operano a ridosso del confine. Il consigliere della Lega Bernardis chiede l'intervento della regione, ma anche dello Stato. Prezzi della benzina senza freni. Il costo alla pompa ieri ha superato i 2 euro al litro in alcuni impianti del Friuli e oggi si registrano ulteriori rincari sia per la verde che per il diesel. Gli aumenti preoccupano i cittadini già alle prese con bollette della luce e del gas lievitate, ma il malumore cresce anche tra i gestori degli impianti. Il repentino aumento dei prezzi, anche in un'ottica di revisione della legge regionale sugli sconti carburante, rende urgente un ascolto ancora più ampio della categoria dei gestori e in particolare di coloro che
che operano a ridosso del confine, afferma il consigliere regionale della Lega Diego Bernardis. L'assessore regionale Fabio Scocimarro, aggiunge, ha fatto fino ad ora un eccellente lavoro, in particolare attraverso i super sconti o l'inclusione di Gradisca di Sonzo, Moraro, Mariano, Farra di Sonzo, Buttrio e Premariacco in fascia 1. Ora però è necessario un approccio ancora più tenace per contrastare il pendolarismo del pieno oltre confine. Bernardis evidenzia come la categoria dei benzinai sia rimasta esclusa dai ristori del governo e con l'esodo del rifornimento oltre confine, sottolinea, esiste il concreto rischio che numerose famiglie restino senza lavoro, soprattutto nelle nostre zone di confine. Per Bernardis è necessario che lo Stato faccia la propria parte. La chiusura dei confini causata dalla pandemia da Covid, evidenzia, ha certificato e quantificato il fiume di denaro in accise e IVA che emigra all'estero. Che altro deve accadere, si chiede Bernardis, affinché a Roma prendano atto che ci sono attività che da oltre 14 anni non operano in contesto di libero mercato né di leale concorrenza rispetto agli operatori d'oltre confine? Bollette dell'energia e del gas triplicate rispetto al 2019, un rincaro che ha fatto sobbalzare gli imprenditori. Come è successo a Fabio Bellotto, albergatore, presidente di Confcommercio di Tarvisio, costretto a ridurre l'apertura solo nel weekend, mentre altre strutture hanno deciso di aumentare i prezzi oppure chiudere. Noi speriamo alla fine del giro di riuscire a contenere i costi, limitando l'orario di apertura della ristorazione, sicuramente il riscaldamento di notte. Bisogna fare attenzione che magari fino a ieri non erano normali, in qualche modo dobbiamo tirare avanti. I conti dell'energia elettrica arrivati nell'ultimo periodo hanno fatto sobbalzare gli imprenditori costretti a sostenere aumenti anche triplicati e sempre più difficili da gestire. Nel 2019 avevo degli importi con un consumo di metri cubi o di kilowattora e la bolletta di dicembre, l'ultima arrivata, è anche triplicata, assolutamente sì. Una cifra che si aggira ai... Tranquillamente superiamo i 6.000 euro per quanto riguarda l'energia, i 4.600 euro per quanto riguarda il gas, anzi di più. Cioè questo implica per noi un grosso problema, in quanto noi abbiamo già venduto anticipatamente le camere a un prezzo e non possiamo andare dal cliente e dire adesso ci devi pagare di più. Questo è sicuramente un ulteriore problema e non a caso molti colleghi hanno scelto appunto di tenere chiuso chi solo il ristorante, chi addirittura anche l'albergo, proprio perché questi costi sono ingestibili. Monta la protesta delle amministrazioni pubbliche per i rincari di luce e gas. Da Roma è stata lanciata la campagna ANCI per sensibilizzare il governo sul tema, con lo spegnimento simbolico giovedì sera delle luci di palazzi e monumenti rappresentativi, e già diversi comuni del Friuli Venezia Giulia annunciano l'adesione. Una protesta che sta montando sempre più e che dopo i consumatori adesso tocca anche le amministrazioni pubbliche. Costi del gas e dell'elettricità sempre più cari stanno minando l'operatività dei comuni, che saranno sempre più costretti a scegliere se investire i fondi sul territorio o pagare le bollette. E così da Roma è arrivata l'iniziativa dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Giovedì alle 20 si spegneranno le luci di monumenti e luoghi simbolo per chiedere interventi al governo. Nel caso nostro in particolare, nel Friuli Venezia Giulia, alla riunione è intervenuto l'assessore Roberti, che ha manifestato tutta la sensibilità e l'attenzione rispetto a questa problematica. E tra i primi a confermare la sua adesione è il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che staccherà simbolicamente la luce al castello e ai palazzi comunali. La situazione è in veloce peggioramento, dice Ziberna. Ci sono operatori economici che non riusciranno a pagare le bollette e dovranno chiudere le loro attività. Ci troviamo tra le mani una bomba d'orologeria che rischia di scoppiare da un momento all'altro, conclude. È indispensabile intervenire subito. La Procura distrettuale antimafia di Trieste ha chiuso recentemente una vasta indagine sul traffico illecito di rifiuti trasferiti senza autorizzazione dal Friuli in Veneto o in alcuni paesi dell'Est Europa. L'indagine, condotta dai carabinieri del NOE di Udine, coordinata dal PM Federico Frezza, si è incentrata intorno a un'azienda di Maniago e altre ad essa collegate.
Nel corso dell'attività investigativa gli inquirenti avrebbero rilevato diverse irregolarità nella gestione dei rifiuti nell'arco di 4 annualità tra il 2017 e il 2020. In particolare vengono contestati da un lato il trattamento del compost con cui sarebbero stati irrorati i campi prima del decorso del termine di legge di 70 giorni della raccolta, dall'altro la raccolta di ingenti quantitativi di rifiuti urbani smaltiti fuori regione. Gli indagati hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. La parola è passata ora alle difese, che possono presentare memorie o chiedere di essere ascoltati per chiarire la propria posizione. Si conoscerà entro domani mattina la decisione del GIP del Tribunale di Trieste Marco Casavecchia sulla convalida dell'arresto di Ales Gomoli, il cittadino sloveno che sabato mattina, percorrendo in contromano la corsia di sorpasso del raccordo autostradale di Trieste, si è scontrato con la vettura condotta da una donna di origini romene morta carbonizzata nell'impatto. L'udienza di convalida si è tenuta nel primo pomeriggio. Il giudice si è riservato la decisione. Comoli è giunto scortato dalla polizia. Al termine dell'udienza è stato accompagnato all'ospedale maggiore di Trieste. L'uomo, che dopo l'incidente si era allontanato dal punto dello schianto per circa 1 chilometro in stato confusionale, ha riportato lesioni lievi. Sottoposto agli esami tossicologici, non è risultato positivo né ad alcol né a stupefacenti. È stato affidato oggi dalla Procura di Pordenone all'ingegner Pierluigi Zamuner l'incarico per la perizia che dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale in A28 che servirà a far luce sulla tragedia. L'indagato, Dimitre Traikov, continua a essere confuso e a non ricordare la dinamica dell'impatto. Sarà una perizia affidata oggi dalla Procura di Pordenone all'ingegner Pierluigi Zamuner a ricostruire nel dettaglio la dinamica del tremendo incidente che domenica 30 gennaio sulla A28 tra Azzano X e Villotta è costato la vita a 2 giovani donne e il ferimento di 2 bambine. Il PM Federico Facchin, titolare dell'indagine, ha affidato l'incarico per determinare l'esatta carambola che ha causato il decesso pressoché immediato di Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, come certificato anche dall'ispezione cadaverica del medico legale Michela Frustaci, che sui corpi ha riscontrato fratture multiple e lesioni fatali dovute all'impatto. Si potrà così anche stabilire la violenza del colpo e la velocità alle quali procedevano le vetture. Secondo una prima ricostruzione della Polstrada di Pordenone, il SUV guidato dal 61enne bulgaro Dmitry Traikov ha prima speronato la Fiat 500 su cui viaggiavano i genitori di Jessica e poi la Fiat Panda che precedeva il primo veicolo, a bordo del quale c'erano le 2 donne con le bambine. Un incidente del quale Traikov, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato, omissione di soccorso e fuga per essere scappato dal luogo del sinistro, continua a ricordare poco o nulla. Rinchiuso nella sua casa di Pordenone, dove ai domiciliari con braccialetto elettronico, continua a essere sconvolto e confuso. Secondo i suoi legali, Gianni Massanzana e Loris Spadalino, gli servirà ancora tempo per elaborare il tutto. Gli esiti della perizia, attesi tra 1 o 2 mesi, potrebbero aiutarlo nella ricostruzione. E sempre sul fronte delle indagini potrebbe anche essere disposto un accertamento medico-legale sulle 2 bambine, ancora ricoverate all'ospedale di Udine, per determinare gli esatti tempi di prognosi, dai quali potrebbe dipendere l'aggravarsi o meno dei reati attribuiti a Traikov. Il tutto in attesa dell'incidente probatorio nel quale sarà stabilito se l'uomo abbia assunto alcol prima di mettersi alla guida o al ritorno a casa dopo l'impatto. Una condanna esemplare per Emanuela Petrillo, l'assistente sanitaria accusata di aver finto di vaccinare centinaia di bambini in Friuli e in Veneto. L'ha chiesta oggi la pubblica accusa al Tribunale di Udine. Una condanna a 9 anni e 6 mesi di reclusione è la pena richiesta dal procuratore aggiunto di Udine Claudia Danelon per Emanuela Petrillo, l'assistente sanitaria accusata di aver finto di vaccinare centinaia di bambini tra Treviso, Udine e Codroipo dal 2009 al 2016, alla fine della requisitoria davanti al Tribunale di Udine. Il PM ha chiesto la condanna per tutte e 4 le imputazioni: peculato, omissioni d'atto d'ufficio e falso ideologico in relazione ai certificati e libretti vaccinali, senza riconoscimento delle attenuanti generiche per la gravità e la reiterazione dei comportamenti. Durante la discussione, la pubblica accusa ha ripercorso le tappe del caso e i racconti dei testimoni. L'elemento di maggior peso, però, è stato l'indagine a campione effettuata sotto l'egida della Procura di Udine su quasi 300 bambini ai quali era stata somministrata la prima dose contro il morbillo. Sui soggetti vaccinati da altri, gli anticorpi sono stati trovati nel 95% dei piccoli, in linea con la letteratura scientifica, mentre in quelli vaccinati dall'imputata, con i medesimi lotti
vaccinali, le positività si erano fermate al 14,5% dei casi. Risultati questi che per i consulenti dell'accusa sono spiegabili solamente con la mancata vaccinazione dei piccoli da parte della Petrillo. Per Danelon, la volontà dell'imputata di non somministrare il farmaco si è rivelata anche quando a Treviso, dopo essere stata spostata al centralino, per 4 giorni su 5 mise fuori uso il telefono così da non raccogliere le prenotazioni per i vaccini. Si è svolta oggi a Udine l'udienza preliminare del processo per la morte di Stefano Borges, il tredicenne che il 22 luglio del 2020 cadde in un pozzo mentre partecipava a un centro estivo parrocchiale nel parco della villa Coronini-Kronberg. Sono 12 le persone indagate. L'ipotesi di reato di omicidio colposo riguarda i membri del curatorio della Fondazione Coronini, il consulente per la sicurezza e il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, in quanto presidente di diritto della Fondazione. L'udienza è stata rinviata al 14 giugno. GIP e PM hanno accolto le richieste degli avvocati dei 12 indagati che chiedevano più tempo per portare a compimento le trattative con la famiglia della vittima sul risarcimento. Il processo al Tribunale di Udine per il crack della Q-Bell di Remanzacco è finito con 3 condanne a 11 anni di reclusione complessivi per bancarotta. L'amministratore è stato assolto dall'accusa di aver evaso 82 milioni di euro. Giuliano Macripò, amministratore della Q-Bell di Remanzacco, fallita nel 2013, è stato condannato a 6 anni di reclusione per bancarotta, ma assolto con formula piena dall'accusa di evasione fiscale per 82 milioni di euro. È terminato così il processo davanti al Tribunale di Udine per il crack dell'azienda produttrice di strumenti informatici, che ha visto anche le condanne di Daniela Iole Lugano e Alessandro Trabacchin, rispettivamente a 2 e 3 anni di carcere. Altri 2 imputati sono stati assolti e per un altro è stato dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione. Macripò è stato riconosciuto colpevole di aver tenuto i libri contabili dell'azienda in modo da non poter ricostruire il patrimonio e i movimenti della società. Inoltre avrebbe ceduto le quote detenute dalla Q-Bell, della RC Eli, società specializzata in prodotti avionici, e della Power Q, azienda produttrice di apparecchiature elettromeccaniche, senza iscrivere i proventi a bilancio. Infine, assieme a Lugano, liquidatore fallimentare della RC Eli, e a Trabacchin, amministratore della Power Q, Macripò avrebbe distrutto i libri e le scritture contabili delle 2 società. Il mio assistito, spiega il difensore di Macripò, l'avvocato Giovanni Denardo, è stato assolto dalle contestazioni più gravi, quelle di carattere fiscale. Tutte le ipotesi di distrazione hanno avuto la medesima sorte. Restano le 3 ipotesi di bancarotta documentale per le quali valuteremo l'appello. Un latitante albanese di 32 anni che deve scontare 3 anni e 11 mesi di reclusione per furto aggravato avvenuto ad Ancona nel 2013 è stato arrestato durante i controlli straordinari del territorio disposti dal questore di Udine per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. L'uomo verso le 3:40 di ieri mattina è stato fermato al casello autostradale di Udine Sud lungo la A23 a bordo di un'auto. Un giovane di 24 anni di Udine è stato denunciato per lesioni personali volontarie dalla polizia locale. Secondo quanto ricostruito, lo scorso 24 gennaio è rimasto coinvolto in un lieve incidente stradale con un anziano di 72 anni. Invece di comporre amichevolmente la questione, il giovane ha aggredito la controparte facendola cadere a terra e provocandogli lesioni giudicate guaribili in una decina di giorni per poi fuggire a bordo della propria auto. Gli imbrattamenti del gruppo antivaccinista della W cerchiata si spostano a Udine al suo Interland a Trieste. Nel mirino, come al solito, il Green Pass e le inoculazioni ai bambini. I bimbi non si toccano e Nazi Pass. Queste alcune delle scritte vergate in rosso da ignoti vandali Novax al Dipartimento di Prevenzione Asugi di Trieste all'interno dell'ex parco OP di San Giovanni. Danneggiati con lo spray un furgone del pronto intervento, alcuni stand del centro tamponi dell'azienda sanitaria. Frasi simili sono inoltre apparse davanti ad alcuni istituti scolastici dello stesso capoluogo giuliano, come la scuola secondaria di primo grado Francesco Rismondo a Melara e la media Caprim di Valmaura. Le scritte Novax che hanno violato stamani gli esterni di alcune
scuole triestine e il punto tamponi sono un grave campanello d'allarme che non può lasciarci indifferenti. Lo ha affermato l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, attribuendo la paternità del gesto a quelli che definisce una manica di vigliacchi. Costoro vanno perseguiti con la massima determinazione, afferma, e puniti per fermare l'escalation prima che qualcuno si faccia veramente male. Siamo arrivati a un punto in cui lo spazio del dialogo con i fanatici si è drasticamente ridotto, conclude Roberti. Ed ora andiamo a vedere i dati della pandemia con 2.779 nuovi contagi complessivi rilevati nella nostra regione, 81 positività sono emerse all'interno del sistema sanitario regionale, altri 61 invece tra i pazienti e gli operatori delle residenze per anziani. Si riducono le persone ricoverate in terapia intensiva, che risultano essere 40, così come i pazienti ospitalizzati in altri reparti, che ammontano ora a 455. Sempre alto invece il numero dei decessi legati al Covid, sono infatti 15 le morti registrate nelle ultime 24 ore tra le 4 ex province, tra questi un 62enne di Gorizia ricoverato nell'ospedale del capoluogo isontino. 2 agenti di polizia e un carabiniere sono rimasti feriti dopo essere stati aggrediti da un gruppo di stranieri in Piazza della Repubblica a Monfalcone. Dura la condanna del sindaco Cisint. E di 3 agenti feriti e un ragazzo arrestato, il bilancio dei tafferugli scoppiati tra domenica e lunedì in Piazza della Repubblica a Monfalcone. Un gruppo di senegalesi stava festeggiando la vittoria della propria nazionale in Coppa d'Africa, con alcuni residenti hanno segnalato il frastuono alle forze dell'ordine. Poliziotti e carabinieri intervenuti hanno quindi fermato un 24enne, ma questo ha posto resistenza, aiutato anche da alcuni amici nel tentativo di fuggire, colpendo alcuni agenti. Queste persone volevano festeggiare, però sicuramente non è questo il modo di festeggiare. Siccome sono tutti cittadini che probabilmente lavorano, ed è una delle cose che stiamo verificando, lavorano nell'ambito del Monfalconese, saremo pronti a chiedere alle aziende di verificare la possibilità di una revoca del contratto di lavoro. Furto nella notte alla scuola media Lozer di Pordenone, dove dalle classi sono stati rubati 20 computer, indagini in corso da parte dei carabinieri, il rammarico del dirigente scolastico, beni della comunità che dovremo sostituire, dice. Spettacolare incidente sulla provinciale Osovana tra Pagnacco e Colloredo, un camion carico di ghiaia dopo aver tamponato un'auto è finito nel profondo fosso accanto alla strada. Molto complicate le operazioni per rimuoverlo. Stava con ogni probabilità girando nel parcheggio della trattoria al Cacciatore o forse solo rallentando per affrontare meglio la curva l'automobile che un camion pieno di ghiaia si è trovato di fronte lungo la strada provinciale Osovana. E proprio per cercare inutilmente di evitare l'impatto, il mezzo pesante è finito nel fosso accanto, ribaltandosi su un fianco e rimanendo bloccato. Un incidente fortunatamente senza feriti gravi, ma che ha paralizzato l'arteria che collega Pagnacco a Colloredo di Montalbano per più di un'ora. Il mezzo infatti a pieno carico di ghiaia ha terminato la sua corsa in un fosso profondo più di 1 metro e le operazioni per riportarlo sulla carreggiata sono state molto complicate. È stato necessario l'intervento di un autogru insieme ad un carro attrezzi specializzato per raddrizzare il mezzo. Sul posto, insieme ai sanitari per le prime cure, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Pagnacco, che ha chiuso la strada deviando il traffico pesante in entrambe le direzioni. Che quel particolare tratto di strada sia particolarmente pericoloso è cosa nota. Solo ieri, qualche decina di metri più giù, un'auto era finita fuori strada centrando un palo della luce. Fortunatamente, ieri come oggi, non si sono registrati feriti gravi. Bufera politica in casa 5 Stelle dopo il congelamento della presidenza Conte da parte del Tribunale di Napoli. Il fondatore Beppe Grillo ha invitato al silenzio in attesa di chiarimenti e stasera è prevista una riunione tra i parlamentari pentastellati per trovare una strategia unitaria. Calma e sangue freddo. Questo l'invito arrivato oggi via social dal fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo all'indomani del terremoto politico scoppiato all'interno dei pentastellati dopo che il Tribunale Civile di Napoli in sede di reclamo ha disposto la sospensione dell'efficacia delle votazioni con cui nell'agosto scorso era stato modificato lo Statuto dei 5 Stelle con relativa elezione di Giuseppe Conte alla presidenza. Le sentenze si rispettano, ha messo in chiaro Grillo, che ha definito la situazione molto complicata dicendosi pronto a promuovere un momento di confronto anche con Conte.
Conte. Nel frattempo, ha tuonato: invito tutti a rimanere in silenzio e non assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire. Bocche cucite dunque per ordine del capo tra gli attivisti di tutta Italia. No comment ai deputati friulani Luca Sutte e Sabrina De Carlo, in attesa dell'assemblea in programma stasera alle 21, che vedrà coinvolti i rappresentanti di Camera e Senato, dalla quale potrebbe emergere una linea unitaria che miri a superare le attuali divisioni interne tra l'area di Conte, appoggiato con forza dall'ex capo politico Vito Crimi e dal ministro Stefano Patuanelli, e quella del ministro Di Maio, dimessosi dal comitato di garanzia del movimento. Immaginabile un confronto anche alla luce delle categoriche parole dell'ex premier, secondo il quale la sua leadership non dipende dalle carte bollate. Tutto congelato insomma in attesa di una nuova votazione che stavolta preveda anche la partecipazione delle migliaia di iscritti da meno di 6 mesi, nel rispetto di tutto e di tutti, come si limitano a dire i consiglieri regionali dei 5 Stelle guidati dal capogruppo Cristian Sergo. La prima commissione consiliare del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha analizzato oggi 2 proposte della Giunta in tema economico. Vediamo quali. Oggi in commissione consiliare abbiamo portato all'attenzione dei consiglieri regionali 2 importanti provvedimenti normativi che saranno oggetto di approvazione, auspichiamo, a fine mese. Si tratta di un disegno di legge legato alla programmazione europea, dove affianchiamo 30 milioni di euro alle già importanti risorse destinate alla programmazione POR-FESR 21-27, che vale oltre 360 milioni, per incentivare l'attrattività del nostro territorio. E poi FVG Plus, una nuova società interamente in-house che è braccio operativo della Regione per la gestione dei servizi agevolati alle imprese e ai cittadini. A Udine il recupero di abitazioni nella zona di San Domenico è sempre più vicino. Il Ministero ha confermato il finanziamento di 15 milioni di euro, anticipando 1,5 milioni di euro. A Udine, nella zona di San Domenico, proseguono 2 volte alla settimana gli incontri con la popolazione locale, che dovrà trasferirsi in attesa che vengano portati a termine i lavori di riqualificazione urbana dell'area con la ricostruzione di diversi alloggi. Diversi residenti colgono questa situazione anche come un'opportunità per uscire dal quartiere di San Domenico e avvicinarsi a parenti o amici, altri che proprio chiedono di cambiare comune, e altri ancora invece che chiedono delle soluzioni per rimanere all'interno del quartiere di San Domenico. In qualche modo l'attività di back office che faremo finita l'attività del punto d'ascolto sarà proprio di sistemare tutti nella fase di trasloco, che dovrà comunque avvenire entro il 2022. L'operazione quindi prosegue spedita, anche perché nei giorni scorsi il Comune di Udine ha avuto la conferma dal Ministero che riceverà un finanziamento di 15 milioni di euro. Ha già ottenuto il primo acconto d'1,5 milioni. Ci stiamo muovendo anche con il servizio urbanistico e il servizio appalti. Ricordo che la scadenza per demolire, ricostruire e rincontare è del 31 marzo 2026, perché questa somma è finanziata da fondi di PNRR. Tra poco le notizie sportive, in apertura il basket con la Gesteco che nel recupero del turno saltato per Covid affronterà Bergamo. All'andata era stata l'unica squadra ad aver battuto le Eagles, che ora con una vittoria potrebbero chiudere un cerchio perfetto. Quindi tra poco tutte le notizie sportive in Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.